Adesso mi diverto perché, siccome questi qui sono due esperti della GeoGreen, gli voglio fare delle domande che a mio parere sono abbastanza difficili e poi questo ci servirà per dirlo anche ai nostri clienti quando entrano in negozio. Ma un prato, quanto dura? Che vita ha? Cosa bisogna fare un prato perché abbia una vita più lunga possibile? Come mi devo orientare? Ditemi un po'. Il prato può e deve durare quanto noi decidiamo che duri. Potrebbe durare un mese o anche meno se non lo bagniamo, non lo coltiviamo bene, non lo manutenzioniamo, non lo concimiamo. Può durare anni, ma molti anni, se invece riusciamo a fare una manutenzione di qualità, costante, ben fatta, come si deve. Quindi la durata non è una situazione definita, ma dipende molto da quello che facciamo o non facciamo noi. Di per sé il prato ha la capacità sua, proprio intrinseca, di rinnovarsi, di rimanere abbastanza sempre in uno stadio, si dice, giovanile, se mantenuti in una certa condizione. È chiaro che se noi trascuriamo delle situazioni, vive in un terreno non adatto, lo lasciamo alla crescita libera e tagliamo una volta al mese, evidentemente lui si perderà davanti a queste condizioni. Quindi è un po' come un bambino che va mantenuto, custodito, allevato, fatto crescere in modo ordinato e come si deve. Lo potremmo paragonare a un fisico, a noi stessi. Se noi ci manteniamo bene, ci alimentiamo bene, facciamo lo sport che desideriamo e diciamo che ci manteniamo bene, la nostra vita, la nostra attesa di vita sarà più lunga. Quindi potremmo dire con questo. La differenza, Maurizio, se me lo consenti, che tendenzialmente nella nostra società si tende all'appesantimento del nostro fisico, perché mangiamo troppo, beviamo troppo e facciamo cattive consumazioni, no? E qui ce n'è un esempio. Sul prato vale più il concetto opposto, che è sempre affamato, cioè lui tendenzialmente, se deve morire di qualcosa, muore di fame e di sete, che è una pessima morte da quel punto di vista, no? Ti blocco, perché sì, può morire anche di troppo mangiare, troppo concime inadatto. Se noi lo esageriamo con l'azoto, noi abbiamo problemi d'estate, il nostro prato cede. Qui andiamo in contestazione, secondo me non funziona, guarda, perché il troppo azoto io lo vedo una volta ogni 150 giardini, gli altri 149 muoiono di fame. Cambio prospettiva. Delle volte si fanno degli errori anche inconsapevoli, si usano prodotti non adatti in periodi non adatti. Come io racconto sempre, il prato non c'è in natura. In un bosco cadono le foglie, c'è questa degradazione delle sostanze organiche, c'è un rinnovo di materiali organici che servono per alimentare il nostro bosco, il nostro parco, ma il giardino di casa noi esportiamo sempre tutto e c'è l'opinione comune che basta dare il concime chimico. Non è tutto quello che serve al prato per far star bene, come noi mangiamo sì la pasta o lo zuccherino, la pasta asciutta, ha bisogno anche della sua parte organica, quindi prato, per mantenerlo in salute e che viva nel tempo, dobbiamo mantenere la fertilità del terreno. E come facciamo se noi esportiamo le foglie, non lasciamo che il degradino come che fosse un prato naturale dove la pianta si alletta, marcisce, ha il ciclo vitale? Dobbiamo inserire, oltre al concime granulare chimico, inserire dei prodotti liquidi come l'Umifitos che io uso spesso per mantenerlo in salute. È come prendere, diciamo, un rinvigorente, quello che prendiamo noi, per mantenerlo. Io ho storie di prati che hanno più di 10 anni. Tu puoi confermarmi che 10 anni per un prato, se gestito bene, vivono. Cioè, tutto dipende da come noi agiamo. Bene, allora diciamo che abbiamo capito che gli eccessi storpiano, come in qualsiasi situazione, ma anche nel caso del prato. Fatevi consigliare quale prodotto usare in base alla stagione. A questo punto, a buon intenditore, poche parole. Ciao a tutti e buon prato!